ce la siamo visti un po' brutta naturalmente, e qui emerge ancora di più quanto per noi sia fondamentale e importante che la 251 per Longarone sia sistemata e soprattutto sicura. A un mese esatto dall'enorme frana che ha interrotto la principale via di collegamento della vallata Zoldana, i lavori procedono, ma una data certa per la riapertura della viabilità ancora non c'è. Anche a questo problema hanno dovuto far fronte gli abitanti del comune di Val di Zoldo, che dopo le frane sono stati travolti dalla neve. Solo oggi si comincia a respirare. I passi sono riaperti, il Veneto Strade, devo dire, ha lavorato veramente con dedizione, le strade sono veramente ottime in questa fase. Certo, non è tutto rose e fiori, sui passi incombe alto il rischio valanghe, così come in tutto l'Alto Bellunese. Sono oltre 200 gli interventi già effettuati dai Vigili del Fuoco dall'inizio dell'emergenza neve, oltre 80 quelli in attesa di essere eseguiti. Si opera nei luoghi maggiormente colpiti dalla Big Snow grazie alle braccia del personale arrivato da tutto il nord Italia. Si lavora per sgomberare i tetti gravati dal peso della neve e per liberare i camini che potrebbero causare il blocco delle caldaie. In mattinata l'assessore regionale Bottacin si è confrontato in videoconferenza con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, che ha assicurato la disponibilità del governo a dichiarare lo stato di emergenza nazionale. In tutto il Veneto le aree più critiche sono ancora il Comelico, l'altopiano di Asiago, Cibiana di Cadore e la Monna. Le previsioni per le prossime ore sono buone, pur se il nuovo peggioramento non dovrebbe portare nevicate importanti. Resta attivo il centro operativo misto di Santo Stefano di Cadore.